Ciao Daniela, oggi siamo a Noale in provincia di Venezia e siamo venuti a trovare Moreno Pesce. Moreno è un ragazzo che dopo un incidente stradale ha cambiato il suo modo di interpretare la sua grande passione, ovvero l'arrampicata e il camminare, ma in generale dopo l'incidente ha cambiato il suo modo di vivere. Adesso ne parliamo con lui e vediamo cosa ci racconta. Partiamo da un incidente stradale in cui Moreno Pesce aveva due gambe, aveva la passione della moto, della velocità, era un ribelle, era un momento di stop in cui la mia vita ha subito un rallentamento. Siamo passati a un ritornare a fare delle cose che facevo con i miei genitori quando ero adolescente, e quindi la passeggiata, il giretto e tutto quanto, e questo percorso è ricominciato grazie alla mia compagna attuale Antonella. Con lei che ha portato tanta pazienza, abbiamo fatto i primi esperimenti di team in cui lei mi dava supporto anche con il tandem in bicicletta. Abbiamo provato ad andare a fare la San Candido Lienz e lei è stata brava, che ha sopportato me che sono sempre brontolone io. Dalle passeggiate siamo passati a fare delle piccole gare di competizione di corsa in montagna che non sapevo neanche cos'era all'epoca io. Finché nel 2011 ho partecipato proprio a un circuito di queste manifestazioni. Qui stiamo parlando di vertical race. Sono delle competizioni che si sviluppano al massimo per 5 km di lunghezza e di dislivello hanno 1000 metri. Dopo l'incidente, la tua più grossa difficoltà nel riprendere? Vincere le mie paure, le mie incertezze e la mia vergogna. Ho avuto dei problemi. All'inizio sembravano muretti, in realtà pian pianino sono diventati dei muri. La più grande sfida per me è stata tornare a fare nuoto e farmi vedere al mare. E i primi anni della mia seconda vita coprivo e cercavo di nascondere il più possibile la mia amputazione e la mia maniera goffa di camminare. Poi alla fine ho detto, ma sì, ormai sono così, che problemi ci sono? Anche prima dell'incidente ero un po' matto di mio, no? Matto buono. Dopo l'incidente ho avuto un attimo, come ti dicevo prima, di rallentamento e poi sono ripartito a fare le camminate con un team, che era la mia compagna, me, e cercavo comunque dei sentieri, o quando ero in sentiero, di avere sempre qualcuno di riferimento. Stessa cosa vale per le gare. Ho cominciato a fare le gare perché sapevo che potevo andare in quel posto e c'era un servizio che c'era qualcuno che mi poteva aiutare. Quindi abbiamo lavorato per cercare di creare una montagna inclusiva. Ma non è che io ho bisogno di fare competizione in montagna, io ho bisogno solo di andare in un ambiente che non è inclusivo, qual è la montagna, e cercare di ragionare con della gente che vuole renderlo inclusivo. Dobbiamo cercare di lasciare sul territorio, nei territori soprattutto qua in Veneto, che ci sono queste Olimpiadi e Paralimpiadi nel 2026, dobbiamo cercare di non farci sfuggire questa occasione per lasciare qualcosa di buono per il futuro. Viviamo il presente per produrre qualcosa di buono per il futuro. Una delle persone più importanti della mia seconda vita è la mia guida, è Lio Denes, amico Lio Denes. E mi piacerebbe raggiungere un grande obiettivo assieme a lui, potrebbe essere il Cervino. E mi piacerebbe che fosse come è stata la grande di Lavaredo, da dove siamo partiti, ci siamo conosciuti e lui mi aveva detto ti accompagno su in grande, però non avevo capito che era riferita alla grande di Lavaredo. Cerchiamo di fare una vetta grande assieme e quindi potrebbe essere un bello obiettivo comune per me e per lui, per mettere una ciliegina come è stato il Civetta per il 2021.